Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Sveva, eccoci nell'aria, eccoci lontano con questa radio, eccoci qua, amici e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera e buon lavoro alla nostra Castellana Sveva. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, sì, stavo per dire la rassegna stampa, ormai io non so più chi sono Sammy Varin, lo confesso, ebbene sì, eccomi qua. Scusate, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io continuo a essere Antonino Danna, ne sono ancora sicuro. Questa è la puntata numero 1012 di oggi, mercoledì 11 di giugno dell'anno del Signore 2025. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete uno stupendo giornale online dove ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna di Semmi che per ora sto sostituendo io e molta altra bella robina ancora, quindi collegatevi. 0292947222 è il nostro telefono quando lo dirò io, e invece 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp. Ma adesso, Sveva, se tu sei pronta, arriva lui, implacabile come sempre, Pierluigi Magnaschi, con il diritto e rovescio. Le principali società internazionali di consulenza economica stanno emettendo dei report che avvisano gli imprenditori stranieri che stanno lavorando in Russia che l'attuale sistema non è sostenibile per più di un anno.
Lo dimostrano anche dati macroeconomici ufficiali russi che, benché ampiamente edulcorati, sono i peggiori degli ultimi 20 anni. I prezzi di alcuni beni di consumo stanno salendo in modo incontrollato. Il prezzo, ad esempio, delle patate è più che raddoppiato in solo 3 mesi. L'inflazione ufficiale è al 7,6%, ma in realtà è molto più alta. Ed ora anche il calo del prezzo del petrolio e il prevedibile arrivo di nuove sanzioni commerciali metteranno ancora più in difficoltà i conti pubblici russi. Quindi è molto probabile che Putin a livello militare si stia giocando le sue ultime carte per cercare di ampliare il più possibile i territori conquistati sul campo e poter poi annunciare il raggiungimento dei suoi obiettivi, la vittoria e la fine delle ostilità. Antonino, di nuovo a te la linea. Perfetto, grazie cara Sveva. E nel frattempo ti prego di contattare il nostro ospite per il Qui Parlamento di questa sera. Intanto diamo un'occhiatina rapidamente alle agenzie. Qui abbiamo l'ANSA. Purtroppo c'è stato queste cose non dovrebbero succedere negli sport motoristici, ma esistono, accadono, e quando accadono bisogna avere l'umiltà di imparare quello che è accaduto, perché molto spesso gli sport motoristici sono laboratori che servono a costruire automobili migliori, automobili più sicure, e salvano ulteriori vite umane. E io abbraccio forte il giovane Doretto, campione italiano junior, che dice l'ANSA è morto durante il rally di Polonia. Nelle prove la sua Peugeot 208 si è schiantata contro un albero. Poi abbiamo intanto un abbraccio grande a lui e uno alla sua famiglia. Poi abbiamo la guerra commerciale. Trump ha raggiunto l'accordo con la Cina su dazi e terre rare. La visita in Lussemburgo di Mattarella, Gaza inaccettabile, coinvolgere i paesi arabi. Migranti, la Casa Bianca, migranti europei deportati, una fake news. Tajani, nessuno andrà a Guantanamo. Se avete voglia di guardare in cielo stasera, arriva la luna piena più a sud dei prossimi 18 anni, diretta dall'ANSA alle 21:30, il lunistizio maggiore, appuntamento di oggi 11 giugno. Paura tra i passeggeri, maschere dell'ossigeno giù sul volo Aero Italia Cagliari Vinate, il vettore nessuna emergenza, la regione Sardegna contatta l'ENAC, ora vediamo che cosa è capitato. Intanto, mentre aspettiamo di entrare in contatto con il senatore Bergesio, che al momento è un po' impelagato, ma riusciremo ad averlo tra noi. Appunto, vi giuro, mi è difficile leggere queste notizie. Tragedia ai test pre-gara del rally di Polonia. Il campione italiano junior 2024 Matteo Doretto, di 21 anni, di Pordenone, è morto per le conseguenze di un'uscita di strada. Il copilota Samuele Pellegrino invece è stato ricoverato in ospedale, scrive l'ANSA, ma soltanto a scopo precauzionale. La Peugeot 208 Rally 4 dell'equipaggio italiano è finita contro un albero nelle strade attorno a Elganovo, vicino a Pasim. Secondo una ricostruzione del portavoce dei Vigili del Fuoco della città polacca di Olsztyn, la vettura condotta da Doretto è uscita di strada a forte velocità, finendo contro l'unico albero che si trovava nella zona. L'impatto è stato violentissimo, ha coinvolto principalmente il lato guida. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre il giovane pilota dall'abitacolo, ma il medico giunto sul posto ha potuto soltanto constatare il decesso. Il copilota, di 26 anni, è invece uscito autonomamente dal mezzo, che si è praticamente accartocciato attorno al tronco. Samuele Pellegrino ha assistito ai tentativi di soccorso dell'amico e collega, poi è stato ricoverato in ospedale in stato di shock. Doretto era considerato una delle promesse più brillanti del panorama internazionale nella sua disciplina. Lo scorso anno si era laureato campione italiano junior dopo il rally di Sanremo. Era nipote e figlio d'arte. Sia il nonno Nello che il papà Michele hanno gareggiato a lungo e con successo nei circuiti rallistici regionali e nazionali. Di professione faceva il carrozziere nell'impresa di famiglia. Quest'anno partecipava per la prima volta al campionato europeo.
L'ultima gara disputata era stata il Due Valli solamente 2 settimane fa al volante di una Lancia Y. Cordoglio è stato espresso dal mondo del motorsport, dall'ACI di Pordenone e dalle istituzioni locali e nazionali. A fine 24 il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, aveva indicato il pilota pordenonese come esempio di sportivo capace di conquistare successi a grandi livelli grazie a impegno, talento, abnegazione. Proprio Fedriga oggi è stato uno dei primi a intervenire per esprimere il proprio cordoglio, definendo nuovamente Matteo Doretto un giovane talento pordenonese dell'automobilismo. Ci lascia un ragazzo che aveva davanti a sé una carriera promettente e che ha saputo distinguersi per passione, impegno, determinazione. Di fronte a una simile tragedia, ha concluso il governatore, l'intera regione si stringe con commozione a chi gli ha voluto bene, ha scritto il governatore del Friuli Venezia Giulia. Io abbraccio forte Matteo Doretto e tutta la sua famiglia e spero e prego che Dio gli doni il paradiso. Vorrei dirvi questo, il fatto è questo, ognuno di noi dal momento in cui nasce al momento in cui muore ingaggia una battaglia furibonda con il tempo. Noi non ce ne accorgiamo, ma la nostra è una battaglia che combattiamo secondo per secondo. Tante volte noi ci accorgiamo, dicono, ammazziamo il tempo, in realtà è il tempo che ammazza te. E poi in realtà ci sono degli uomini straordinari, delle donne straordinarie, che con il tempo ingaggiano una battaglia furiosa e lo fanno correndo. Corrono a piedi, corrono in motocicletta, corrono con le barche a vela, con quelle a motore, corrono con l'automobile, corrono con qualsiasi cosa sia in grado di esprimere una velocità, che sia misurabile come tale, che sia qualcosa di più veloce del passo lento o disinteressato del resto dell'umanità. E questi uomini straordinari e queste donne straordinarie, nell'ingaggiare questa gara contro il tempo, alle volte arrivano anche a beffarlo e a batterlo. Ed è per questo che sono straordinari, perché nello scorrere dei secondi riescono comunque a rubare un secondo ancora, un attimo ancora, a questo appuntamento che ognuno di noi da qualche parte ha con un orologio dove c'è sopra un orario preciso, un giorno preciso, di un anno preciso, e quello è l'appuntamento che ci tocca tutti quanti, come scriveva Luciano De Crescenzo. Perché quell'orologio è lì dal momento in cui noi nasciamo. Ma esistono donne e uomini straordinari, ripeto, che hanno questa capacità immane di poter combattere contro il tempo e lo fanno furiosamente. E per questo bisogna avere ammirazione per questa gente, averne rispetto e accompagnarli, perché, torno a ripetere, tutti questi sport motoristici non sono una perdita di tempo. E anche l'incidente purtroppo fa parte del gioco, ma nel farne parte è quello strumento che permette a ingegneri, operai, collaudatori di costruire domani delle automobili più sicure, automobili che anche in gara non daranno più risultati del genere, automobili che salveranno le vite di chi è a bordo, per un motivo o per un altro. Per un motivo o per un altro. Pensate al povero Gilles Villeneuve nel 1982, quando è decollato con attaccato il telaio a tubi della sua Ferrari. Oggi c'è gente che fa incidenti paurosi come quello, ma esce sulle sue gambe dall'automobile, proprio per questo motivo. Ed è per questo che bisogna avere rispetto di questi campioni, bisogna avere rispetto di quello che loro fanno, delle pagine di sport che scrivono, e anche del fatto che, come Elia, vengano rapiti alla fine dal carro di fuoco. E Sveva, facciamo una cosa, andiamo un momento in pausa, visto che l'onorevole Bergesio è in ritardo, e poi torniamo con Loredana Bertè in Alto Mare del 1980, tra poco.
l'amica degli animali con Paola D'Amico. Oh, e in alto mare io vado insieme alla nostra Paola D'Amico che ritrovo con molto affetto questa sera. Ciao Paola, ben trovata. Ciao Antonino, ben trovato a te. Potremmo dire gli amici di animali stasera, perché ci sono beh, più di una direi voce. proprio di sì, direi proprio di sì, perché tra poco avremo anche l'altro amico degli animali che parlerà con noi e che è Paolo Galli. E io ti invito già a presentarlo. Chi è? Antonino, scusami, è già in Sì. linea l'ospite. Ah, perfetto. Allora, Paola, introduciamo pure il nostro gradito Lo ospite di presento. questa sera. Paolo Galli è già stato con noi qualche tempo fa, è un ecologo, è un professore, è un ricercatore, è un professore dell'Università di Cocca, il Dipartimento delle Scienze della Terra, ed è un autentico, veramente autorità nel mondo degli animali, in particolare nel mondo di cui parliamo oggi, e cioè in tutto quello che sta sotto il pelo dell'acqua, quello che non vediamo, i pesci, e non solo i pesci. E Paolo Galli è veramente un pozzo di scienza, a lui devo io veramente tantissimo, compresi l'ultimo pezzo che ho fatto per Buone Notizie ieri, scusate me la tiro un po', ma mi ha fatto conoscere questo giovane ricercatore Nicola Mari che studia Venere, studia vulcani attraverso i fossili, i pezzi, i sassi diciamo sulla Terra. È un ragazzo di 33 anni che fa delle cose incredibili ed è Paolo ha conosciuto perché è un suo studente, quindi io veramente devo molto a Paolo, ma tutti quelli che lo ascoltano, perché ormai va molto oltre il Corriere, diciamo, un uomo un grande comunicatore. Allora, a Paolo, dopo questa presentazione, per rifare il tiro, vorrei chiedere queste cose, se d'accordo Antonino. Partirei dalla giornata mondiale degli oceani che è passata, ma arriva una volta all'anno, in realtà dovremmo pensare tutti i giorni ai nostri mari e ai nostri oceani, 365 giorni all'anno, cosa che noi facciamo. Poi mi piacerebbe che cercasse di capire di più, qualcosa di più sul mondo degli squali che leggiamo, i vari titoli dei giornali sono a rischio perché ce li mangiamo anche, e alla fine, proprio per finire, un capitolo, se ci dice qualcosa sulle navi affondate, sono un pericolo o no per il mondo sottomarino, perché mi è capitato sott'occhio poche ore fa, tra l'altro, uno studio dell'ISPRA che fa dei rilevamenti abbastanza costanti e è andato a cercare appunto come stava una nave, non so se era una grande nave, una mezza nave, insomma comunque che è naufragata vicino all'isola Egadi, Elpis Seconda si chiama, e che è lì dal 1975. E allora volevo capire ma cosa c'è sotto il pelo dell'acqua, cosa nasconde i nostri oceani, che molto spesso veramente maltrattiamo, anzi tutti i giorni forse, visto che ci avviciniamo al mare. E poi c'è il grande tema, se abbiamo tempo, da affrontare di pesci che mancano dai nostri tavoli, per esempio gli alici, no? Che c'è una carenza di alici, e altri pesci che diventano sempre più grossi perché hanno fame e mangiano pesci più piccoli. Quindi Paolo, parliamo della giornata mondiale degli oceani, un pensiero su questo tema gigantesco. Beh, allora, innanzitutto grazie mille per avermi invitato a parlare e a condividere con voi questo momento. Allora, per quanto riguarda gli oceani, la prima cosa che mi viene da dire è che noi ovviamente dobbiamo ringraziare gli oceani per tanti motivi. Il primo è che se siamo qui, io, te e tutti quanti insieme, a parlare, ma soprattutto a respirare, in buona parte lo dobbiamo agli oceani, perché una parte dell'ossigeno che è prodotto dalla Terra viene prodotto all'interno degli oceani. Quindi è vero che le foreste amazzoniche producono l'ossigeno, è vero che i nostri boschi producono l'ossigeno, ma la stragrande maggioranza di ossigeno viene prodotto all'interno degli oceani. Quindi ogni volta che noi respiriamo dobbiamo pensare agli oceani e ringraziarli per questo dono che ci danno, che ci fanno di avere l'ossigeno a disposizione. Poi gli oceani ci permettono di vivere nel mondo che conosciamo. Ad esempio, una cosa che per noi è normale, ma che in realtà non è così normale, è che, ad esempio, tutta l'acqua degli oceani è in movimento, e questo movimento dell'acqua degli oceani ci permette di mangiare. Perché? Perché tutta quest'acqua in movimento mette in movimento anche i nutrienti che vengono utilizzati dalle alghe, le alghe poi vengono mangiate dai pesci,
e dei pesci piccoli, poi i pesci vivono in mangiate dei pesci grandi che poi noi mangiamo. Tra questo movimento dell'acqua e degli oceani ci permette di avere queste temperature particolari che ci permettono di vivere in queste condizioni. Ad esempio, non dimentichiamoci che la corrente del Golfo riscalda, che arriva dalle Americhe, ci riscalda le coste occidentali dell'Europa, e tutto questo funziona perché al Polo Nord e al Polo Sud ci sono dei ghiacci. Questi ghiacci funzionano come dei motori a freddo, fondamentalmente, in sintesi, senza raccontarla troppo in dettaglio, ci permettono di questo ghiaccio che si trova al Polo Nord raffredda l'acqua quando arriva in quella zona, l'acqua fredda è più densa, va in profondità, spinge l'acqua da un'altra parte e quindi tutto questo fa sì che tutta l'acqua si mette in movimento, e quindi noi siamo in grado di mangiare e di conoscere il mondo come lo conosciamo, di vivere il mondo come lo conosciamo. È un meccanismo praticamente perfetto, ma anche molto fragile. Ed è fragilissimo. Se il ghiaccio non c'è, allora noi pensiamo, senza togliere ai ghiacciai le montagne, ma che è un grande problema, ma nel momento in cui una delle calotte polari smette di essere costituita da ghiaccio, non ci sarebbe più il motore che mette in movimento l'acqua, e gli scienziati dicono che ad esempio in Europa tutto questo ci farebbe crollare in un inverno glaciale fortissimo. Da noi sarebbe una zona molto fredda, in altre zone diventerebbe molto calda, non ci sarebbe più cibo perché l'acqua non si rimescola, quindi le alghe non sarebbero più in grado di nutrirsi dei nutrienti che sono presenti negli oceani, e quindi sarebbe una vera noi saremmo una sorta di era glaciale? Sì, si calcola che l'Europa dovrebbe finire in una sorta di era glaciale, perché tutto noi siamo in una temperatura come la conosciamo in questo momento perché c'è tutta l'acqua degli oceani che si muove, che rimescola, che porta calore. L'acqua ha una grande capacità termica, cioè raccoglie il calore, lo trattiene molto e poi lo libera, che è il motivo per cui le persone anziane che vogliono andare in inverno a stare in un posto mite stanno in prossimità del mare. Tutto il calore raccolto d'estate viene lasciato lentamente durante l'inverno. Ecco, volevo chiedere una cosa, professore. Sì. Visto che parliamo appunto dei relitti sommersi, c'è stata questa tendenza, l'ha fatto anche la nostra Marina Militare, negli ultimi 20-30 anni, a affondare in mare aperto le vecchie navi da guerra. Vengono decoibentate, smontano gli apparati, tirano via l'olio, la nafta, tutto quello che potrebbe inquinare, e vengono affondate. Al di là degli studi che si fanno per vedere come si comportano determinati tipi di siluro, di esplosivo e così via, la motivazione ufficiale è: va bene, però poi una volta che sono giù diventano una sorta di catalizzatore di barriere coralline, o possono comunque attrarre gli animali che poi le colonizzano. Uno dei casi più famosi è una vecchia portaerei americana nella seconda guerra mondiale, la Oriskany, che è stata affondata proprio con questo scopo. Addirittura io ricordo pure i vagoni usurati della metropolitana di New York, che sono stati affondati al largo della Grande Mela. Ecco, ma funziona davvero o è solo inquinamento in più? Allora, da un punto di vista di funzionare, funziona nel senso che io metto in mare un oggetto tridimensionale, è un po' come se mettessi in mare degli scogli, okay? Anche se non sono degli scogli, però una struttura tridimensionale, e le strutture tridimensionali piacciono all'ambiente marino perché i pesci possono nascondersi, possono riprodursi, i coralli possono crescere, le gorgone possono crescere, e quindi se consideriamo questo aspetto, un oggetto, se la nave non rilasciasse niente, una struttura tridimensionale per definizione è in grado di permettere una biodiversità maggiore, okay? Diversi spazi, cioè qualcosa di piatto mi permette di far vivere solo gli animali a cui piace il piatto. Una struttura tridimensionale permette di far vivere diversi animali che sono in grado di vivere
alcuni non hanno fatto, alcuni nel posto più buio, alcuni nel posto più esposto, eccetera. Quindi se la nave non rilasciasse assolutamente niente, io direi che è una bella operazione, ma a me viene da dire che siamo sicuri che hanno tolto tutti i carburanti che erano presenti all'interno della nave, siamo sicuri che i metalli di cui è costituita la nave non rilasciano sostanze inquinanti, non rilasciano zinco, rame. Io su questo direi che non siamo per niente sicuri, quindi io a me non piace, se posso dire. Allora, sicuramente la biodiversità in alcuni punti potrebbe aumentare, ma mi viene da dire che a discapito di una minore qualità dell'acqua, perché del rilascio o comunque un aumento del rilascio di sostanze inquinanti. Quindi io su questo io lo lascerei anche stare, questo tipo di strategia, benché possa essere affascinante, possa essere anche molto comoda. Io ho un problema, se una nave non so dove smaltirla, la butto in mare, me la faccio diventare anche ecologica, ma è perfetto, ho risolto i problemi miei e dell'ambiente. Ma se sono sicuro che ho risolto i problemi miei, non sono così sicuro che i problemi dell'ambiente siano stati risolti. Quindi se vogliamo rifare questa cosa, se vogliamo restaurare le scogliere coralline, gli ecosistemi marini, usiamo le tecniche quelle giuste. Quindi io è vero che ho danneggiato una scogliera, non ci sono più coralli, non ci sono più le gorgogne, rimettiamo le gorgogne, rimettiamo i coralli usando delle tecniche non così che sono in grado di provocare dei danni. Per me mi inserisco Paola. perché giusto per raccontarvi di questa nave che viene monitorata dal 78 ad oggi, era una nave di nazionalità giapponese, batteva bandiera cipriota, trasportava un carico di sigarette di contrabbando in direzione Legadi e affonda, era a gennaio, vicino all'isolotto di Maraone, poco distante dalla formica, per chi è stato da quelle parti, ha avuto la fortuna. La falla costringe l'equipaggio a mollare e abbandonare la nave a deriva con tutto il carico, quindi sott'acqua finiscono anche questi carichi enormi incommensurabili di sigarette, compresi i carburanti, per cui adesso viene monitorata per capire dov'è, cosa fa, si è incastrata praticamente tra i prati di Posidonia, anche abbastanza, non molto profonda, non è in grande profondità, per cui viene controllata. E quindi si aspetta ancora di cercare un recupero che non è ancora stato fatto. Ecco, poi se poi cade sopra il Posidonieto, quindi c'è questa foresta di piante marine, tutte queste piante sono morte, cioè la Posidonia muore. Quindi insomma per me no, io eviterei queste comunque strategie. nel nostro mare Mediterraneo ci sono una cinquantina di questi relitti che stanno che non sono solo sotto monitoraggio, tanta roba, Sì, poi capisco che poi non so, anche i subacquei, il relitto piaccia, perché certo. però lo trovo un po' impegnativo come strategia di... Paolo, allora parliamo un attimo di questi animali che si dice squali. Io non pensavo, in realtà non mi ricordavo, non sapevo che mangiavo la gambesca, la lombo, il gattuccio, ma sono specie di squalo. Esattamente, sì. Allora, il problema è questo. Per quanto riguarda gli squali, allora, noi sappiamo molto bene che gli squali, a parte fare paura, a parte alcuni che dicono che oddio vado in acqua che lo squalo mi mangia, ma questo è parte solo dell'immaginario collettivo, gli squali hanno questo problema. Dunque, gli squali vengono catturati in modo molto deciso perché hanno un mercato asiatico. Le pinne degli squali, lo sappiamo molto bene, che vengono tagliate, purtroppo a volte anche con gli squali ancora vivi, vengono tagliate e vengono venduti al mercato orientale, perché queste pinne sono ricche di cartilagine che rilascia una gelatina, una specie di collagene, adesso non so bene il nome, che se messo in una zuppa, la zuppa ha una consistenza che piace a queste persone, agli asiatici, ok?
La cosa folle è che non vengono presi gli squali per avere delle proteine, che dici vabbè, li ho presi, però mangio, no, solo per avere una specie di gelatina che mi dà una certa consistenza al palato quando mi mangio questa zuppetta. E già, io questa cosa la trovo folle, ok? Va bene. Altra cosa, purtroppo gli squali, allora, fino a un po' di anni fa, gli squali non venivano considerati, non venivano pescati tanto, ok? Perlomeno, diciamo così, in Mediterraneo, ok? Perché venivano, si preferivano altri pesci, tonni, braccini, orate, insomma, altri pesci. Ma noi sappiamo che il Mediterraneo ha subito un grande sovrasfruttamento delle sue risorse, ok? Quindi noi abbiamo pescato tantissimi pesci, i pesci non ce ne sono più. Okay. Quindi abbiamo iniziato, dicevo, vabbè, non abbiamo più i pesci, diciamo così, quelli che mangiamo normalmente, ci focalizziamo su altre specie di pesci, okay? Sugli squali. Ma qual è la differenza tra un tonno, sempre semplificando, e uno squalo? Che un tonno fa tantissime uova, ok? Quindi un tonno, se rimane un tonno, questo tonno è in grado di produrre tante uova e produrre tanti piccoli, ok? Quindi se ho una popolazione piccola di tonni, velocemente torna ad essere grande, perché produce talmente tante uova che bastano un po' di anni per tornare a delle densità molto grandi. Gli squali hanno pochissimi piccoli, ok? Gli squali fanno al massimo 3, 4, 5, 6, 7 individui, ok? Contro migliaia di uova. Okay? Quindi io cosa faccio? Lo uccido, e però i pochi pesci che rimangono, i pochi individui di squali che rimangono, fanno talmente pochi piccoli che non si riprendono più, okay? Quindi noi abbiamo comunque, ce ne freghiamo e continuiamo a catturare questi pesci. E dopodiché cosa succede? Catturiamo questi pesci come il palombo e poi io mi mangio il palombo, che è un pesce che appartiene al gruppo degli squali, e poi cosa faccio? Siccome è iniziato uno sfruttamento così grande degli squali che anche gli squali iniziano a diminuire, quindi è iniziato anche una frode alimentare, cioè io dico, ma io ti vendo questa specie di squalo che in realtà è un'altra specie. Vi faccio un esempio questo è successo molti anni fa, ok? Dunque, questo articolo noi l'abbiamo pubblicato nel 2010, per intenderci, ok? Io ho fatto questa cosa con dei miei studenti, ok? Io ho una classe con circa 200 studenti, ok? Io sono entrato in classe con delle provettine con delle boccettine con dentro dell'etanolo, un conservante. Io ho detto, guarda, vi do questo compito, voi dite ai vostri genitori, andate voi a comprare il palombo, ok? Dove volete? Quindi se vi dà una fetta di palombo, ok? E poi voi me lo mangiate un pezzetto, me lo restituite, lo mettete nell'ascole e me lo restituite. Io faccio delle analisi col DNA, posso capire qual è la specie. Di tutti i campioni che mi sono arrivato, l'80% non era palombo, era un'altra specie, ok? Perché c'è anche la frode alimentare su questo, perché poi uno, non solo c'è la follia di prendere degli squali che non bisogna prendere perché hanno una capacità riproduttiva talmente bassa che se io li prendo, ma non si riprende più la mia popolazione, non ce la fa. Cioè, un conto se prendo un pesce che fa 1 milione di uova, un conto se prendo un pesce che fa 5 individui. Cioè, non è vietata la pesca. Come, scusami? Non è vietata la pesca. No, non è vietata e questo secondo me andrebbe vietata, perché gli squali per me non ne va preso neanche uno, proprio per la loro ecologia, per come sono fatti, per il loro ciclo riproduttivo. Non sta in piedi, il sistema non regge. Io ho capito che il Mar Mediterraneo non è più in grado di produrre pesci come una volta e quindi non ce la facciamo più. Un'altra follia che noi facciamo è, ad esempio, quando noi vediamo sui mercati il pesce fresco, non allevato, ma preso in natura, se uno va a vedere, ad esempio, ci sono una serie di tipo l'orata presa in natura,
Però non è mica del Mediterraneo. Allora, ci sono delle imbarcazioni che sulle coste occidentali dell'Africa che lentamente scendono sempre di più sulle coste, catturano i pesci e poi con gli aerei adesso in 2 secondi, dopo 3 ore, sei in grado di portarlo in Italia. Ma questa è una follia, cioè abbiamo depauperato il Mediterraneo, adesso smettiamo di depauperare le coste africane, ma noi viviamo in un mondo circolare, non è infinito, non è che possiamo depauperare qualsiasi cosa come fosse tutto. Ma questo è veramente pazzesco, capisco che poi non ci sono più adulti. Paolo, per spendere una parola a favore degli squali, sai che sono sempre pro lupo, mi tirerò qualche antipatia, mi piacciono molto gli squali pro squalo, perché sono animali che sono evoluti, sono molto adattati all'ambiente, no? Se non sbaglio, sono specializzati. Però le leggende, i miti, i film ne fanno macchine sanguinarie, soffiabili, primitivi, sono però false queste leggende. Ascolta, scusa, non ho sentito, se puoi ripetere l'ultimo pezzetto di squali? La scienza ci dice che sono animali molto evoluti, no? Sì. Efficaci in questo ambiente acquatico, hanno 400 milioni di anni di evoluzione, però diciamo invece le leggende, i miti, film ci li fanno sempre vedere come macchine sanguinarie. E questo cosa volete dire? Questa è la follia, purtroppo Spielberg ha sulla coscienza non so quanti milioni di squali, o quante, questa è una follia, purtroppo gli squali vengono visti come lo squalo che uno entra in acqua e lo squalo si mangia le persone. In realtà noi sappiamo molto bene che gli studi ci dicono che la probabilità di essere ammazzato da uno squalo è molto inferiore di essere ammazzato da un'ape, e se dobbiamo dire quali sono, i ragni ammazzano di più degli squali e così via, e gli squali, come dicevi tu, no? Sono perfettamente adattati, ma poi sono anche dei modelli utilizzati anche dall'uomo. Quando vengono copiati, tra virgolette, ci sono delle cose meravigliose. Ad esempio, io non so se lo sapete che ovviamente uno dei problemi degli aerei è il consumo di carburante, okay? E il consumo di carburante dipende sicuramente dal peso dell'aereo, ma dipende anche dall'attrito che l'aereo incontra quando si muove nell'aria, okay? Ci sono un sacco di aerei, ad esempio l'Airbus 380, quello a 2 piani, la parte superficiale delle ali riproduce esattamente la digrinatura degli squali, perché gli squali sono molto idrodinamici, hanno un bassissimo attrito, e quindi l'uomo, in una tecnica ingegnerica che si prende il nome di biomimetica, ha fatto sì che ha copiato com'è la pelle degli squali e l'ha riprodotta sulla superficie delle ali degli aerei. Quindi impariamo dagli squali piuttosto che essere timorati dagli squali. Non so, Certo, Antonino, ti passa la parola. Siamo in chiusura. Quale sarà ora il suo prossimo progetto, professore? Di che cosa si occuperà? Allora, adesso abbiamo da poco tempo abbiamo iniziato ad occuparci di un ecosistema molto particolare e molto fragile, che è quello dei mangrovieti. Allora, i mangrovieti non sono altro che dei boschi di piante che crescono con le radici all'interno del mare. Okay? Sono delle piante molto grandi, okay? Le piante d'alto fusto, 10 metri, molto grandi, che si trovano nella zona equatoriale e subequatoriale, e sono fondamentali perché proteggono tutte le popolazioni che vivono sulla costa dalla forza degli uragani e così via. Purtroppo queste piante vengono distrutte perché le zone dove vivono i mangrovieti sono perfette per far crescere gli allevamenti di gamberetti. Okay? I gamberi che noi mangiamo normalmente vengono fatti crescere in zone dove prima c'erano i mangrovieti. Quindi adesso noi stiamo cercando di studiare questi mangrovieti, stiamo cercando di capire come proteggerli, come restaurare i mangrovieti che sono stati distrutti, e altra cosa che vogliamo fare è cercare di capire se da questi mangrovieti possiamo estrarre delle molecole che in qualche modo potrebbero essere utilizzate in medicina. Queste piante che vivono in ambienti così estremi hanno messo in atto delle strategie per difendersi dagli insetti, da così altra cosa, quindi non è così scontato che abbiano delle molecole che potrebbero essere utilizzate
come antitumorali, come altre molecole. Questo è uno dei target che abbiamo in mente. Poi ne abbiamo altri, creare dei coralli. Molto bene. Molto bene, allora. Ci Sì, insegna Paola. sempre qualcosa. No, dicevo, impariamo a rispettare la natura. La natura ha sempre qualcosa da insegnarci. L'uomo è intelligente, ma l'uomo ha bisogno della natura, che lo ispira per i cicli più estremi. Allora, guarda, se io potessi dire un'ultima cosa, allora io credo che la parola compromesso sia una bella parola, ok? Nel senso che a volte, cioè, se sono degli assolutismi è difficile. Cioè, se noi fossimo in grado con la natura di entrare in una logica di compromessi, non ti distruggo tutta, forse riusciamo a vivere tutti quanti, ma noi siamo così folli che noi dobbiamo distruggere qualsiasi cosa, quindi manco il compromesso siamo in grado di accettare con la natura e vincerà la natura. Grazie, Molto Paolo, bene. grazie mille, Grazie. Grazie a voi. Paola, Antonino, io ti ringrazio. buona come settimana sempre. anche chi andrà al mare e pensi appunto di rispettare tutto quello che c'è sotto il piede dell'acqua. Grazie a te Paola, come sempre, ringraziamo il professor Galli. Paola, ti ho girato 2 fotografie che ha mandato un nostro ascoltatore, perché vorrebbe capire qual è questo uccellino che gli ha deposto le uova sul balcone. Poi magari mercoledì prossimo gli daremo la risposta. Volentieri. Grazie ancora. Delle mani su WhatsApp. Grazie, buonasera. Ce l'hai già. Grazie, buona serata. Pausa, ci sentiamo adesso. Boney M, Rasputin 1978 e torniamo tra poco.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Rinnovate la linea, Antonino. Grazie Sveva, ti ho girato un video, visto che non abbiamo il senatore Bergesi, abbiamo il suo intervento filmato, No, lo manderemo in onda. lo abbiamo, Ah, lo Antonino. abbiamo? Abbiamo il senatore Perfetto. in linea. Allora benissimo, sigla. Un momento, scusatemi, un secondo. Sì, solo. vai tranquilla. Qui Parlamento. E allora io voglio salutare il senatore Giorgio Bergesio, lo ringrazio del suo tempo. Senatore, allora, stasera parliamo di economia dello spazio. Mi viene in mente una battuta che fa Vittorio Gassman nel Sorpasso quando dice a Trintignant, dice: due navicelle si scontrano nello spazio, chi è che aveva la precedenza? Ecco, bisognerebbe studiare diritto spaziale. E allora, cosa... il diritto spaziale già qualcosa c'è. Guarda, e l'economia dello spazio? Ma intanto un caro saluto a voi e a tutti gli ascoltatori. Ma noi qui oggi abbiamo diciamo approvato in via definitiva, perché era già stato approvato dalla Camera, un disegno di legge che riguarda tutta la materia, le disposizioni che sono in materia di economia dello spazio. Intanto tutte le finalità sono finalità molto importanti e molto puntuali, perché l'approvazione è stata volta soprattutto per colmare quel vuoto normativo che a noi fino ad oggi ci ha messo in difficoltà, pur essendo l'Italia una tra i paesi protagonisti dei trattati internazionali che regolano l'accesso allo spazio. Noi diciamo che al titolo, il disegno di legge si divide in vari titoli e in vari articoli. Abbiamo oltre alle finalità tutto il tema che riguarda i requisiti per ottenere le autorizzazioni necessarie, il tema dell'immatricolazione degli oggetti spaziali, le responsabilità degli operatori spaziali e dello Stato, perché ci sono due tipi di responsabilità. Poi l'economia dello spazio, c'è anche la creazione di un piano nazionale importantissimo che non era mai stato fatto. La sinistra ha criticato questo provvedimento, ma dovrebbe capire che abbiamo fatto le cose che non sono mai state fatte in precedenza. Anche il tema del fondo, perché noi abbiamo inserito un fondo dedicato a sostegno anche delle start-up, perché sono decine di migliaia le start-up che si stanno muovendo nel settore per riuscire a realizzare un percorso idoneo, soprattutto dal punto di vista del valore. Noi sappiamo che l'Unione Europea ha un investimento pari a 14,8 miliardi destinati a promuovere lo sviluppo dello space economy e in una chiarissima direzione, dove si inserisce questo nostro disegno di legge che ormai è diventato legge. Poi c'è anche tutta una serie di misure per l'economia dello spazio, la creazione del piano nazionale, come dicevo prima, ma soprattutto anche le infrastrutture spaziali e la materia degli appalti. Noi abbiamo lavorato bene su un tema che è anche quello di dare la possibilità alle piccole e medie imprese, soprattutto alle giovani start-up, attraverso una modifica al codice degli appalti, di poter partecipare direttamente a quelli che sono gli appalti in questo settore strategico così importante. E tutto questo ci porta a definire anche e soprattutto il fatto che noi oggi siamo in un percorso positivo, perché guardate, noi siamo in un quadro normativo molto particolare, che non è che noi questo quadro normativo lo possiamo modificare a nostro piacimento, perché siamo firmatari del Trattato dello Spazio del 1967, ratificato da noi nel 70, e noi abbiamo redatto e approvato un testo che stabilisce i principi fondamentali come la libertà di accesso, il divieto di appropriazione nazionale, l'utilizzo pacifico e la responsabilità degli stati nelle attività spaziali. Noi sappiamo che noi oggi
abbiamo una grande opportunità, diamo una grande opportunità al nostro paese, alle aziende che lavorano nel settore, perché crediamo che questo strategicamente sia fondamentale, soprattutto su una materia nuova, e non è che affidiamo al primo che capita, come è stato detto da sinistra in aula, questo, e che facciamo delle spese esorbitanti, perché non è vero, non è assolutamente vero. Noi è stato affidato anche al Ministero delle Imprese del Made in Italy, nell'ottica di un uso efficiente dello spettro radioelettrico delle comunicazioni e la definizione poi dei criteri per la riduzione delle interferenze. La riduzione delle interferenze, queste tra le reti satellitari diverse, ma anche tra sistemi spaziali. Cioè noi dobbiamo, fare in modo di avere un controllo vero e proprio da parte dello Stato, che lo Stato rappresenta tutti e rappresenta anche la sicurezza nazionale, di quello che accade nello spazio, perché ormai è diventata una questione non solo urgente, ma fondamentale per garantire anche lo sviluppo sociale, politico, economico di un paese. Senatore, io vorrei fare una piccola chiosa a quello che diceva lei, che non sono cifre esorbitanti, anche perché io vorrei ricordare a chi ci ascolta, l'ho detto alcune volte in trasmissione, che l'Italia non è propriamente l'ultimo paese arrivato in tema di avventure spaziali, visto che già negli anni 60, con la base San Marco, che era un'ex piattaforma dismessa dell'ENI, quindi veramente con 2 lire facendo le nozze coi fichi secchi, dalla base San Marco l'Italia è stato il terzo paese al mondo a fare la corsa allo spazio, perché il primo erano gli Stati Uniti d'America, il secondo era l'Unione Sovietica e il terzo era l'Italia, che negli anni 60 da base San Marco ha lanciato anche qualche satellite. Quindi non è che siamo proprio gli ultimi, i figli della serva e della schifosa. La seconda cosa che le chiedo, ecco, se mi posso permettere, la seconda cosa che le chiedo è questa. S'era detto, perché per adesso sta a Taranto a dondolarsi all'ancora, visto che è stata radiata, s'era ipotizzato un uso alternativo della portaerei Garibaldi, perché l'idea era di darla in gestione appunto allo Stato per la messa in orbita dei satelliti o comunque per un programma spaziale italiano. Nel disegno di legge c'è qualcosa su questo o ne faranno probabilmente la mette da barba, come succede alle navi da guerra a fine carriera? Guarda, io sul tema che ha affrontato in precedenza, dal punto di vista soprattutto del fatto che noi siamo stati all'avanguardia, come sempre, come in altri 1000 settori, gli italiani sono stati tra i più geniali e anche tra i più attivi, ed è vero proprio questo che tu dici per il terzo lancio, per importanza storica, ma anche per una valenza proprio anche di capacità, di innovazione, di vedere lontano, di guardare al futuro. Questo è effettivamente vero, però se parliamo anche di numeri, noi questo settore dell'economia spaziale, come ho detto anche oggi nell'intervento in aula, ha dimostrato una crescita esponenziale. Noi, le stime ci danno un valore di 737 miliardi di investimento entro il 2031. Cioè è un'opportunità vera, propria e irripetibile per quanto riguarda il nostro paese, e questo io credo che sia fondamentale, perché questo riguarda veramente una parte forte. Però come dici tu, non sempre queste parti, questi aspetti vengono considerati, perché anche da parte dell'opposizione c'è più il fatto di andare a raccontare delle cose che non esistono, perché comunque noi siamo tra i primi a dotarci di una legge a livello europeo, e questo diciamo che è molto molto importante. La seconda domanda che mi facevi, guarda, io non ho lo studio che possa diventare piattaforma, quello c'è. Il tema vero e proprio è che nel disegno di legge non mi pare ci sia un richiamo a questo. Non vorrei fare un errore su questo che mi hai chiesto, perché voglio anche essere molto onesto e molto sincero, non sono un tuttologo e ho già faticato molto, perché è una materia molto molto particolare, e io voglio ringraziare veramente il sottosegretario Bitonci, che ha seguito in aula il provvedimento in commissione, ci ha dato anche una grande mano
il nostro sottosegretario Lega, che ci ha anche dato una grande mano per comprendere, perché qui si tratta anche di definizione, terminologie, cioè, poi è facile, noi abbiamo anche presentato, a dire il vero, e lo dico perché può essere anche interessante, un paio di disegni di legge, un paio di ordini del giorno al disegno di legge in fase di approvazione definitiva, perché non potevamo modificarlo, che andranno a regolamentare la domanda di autorizzazione necessaria per la prosecuzione dell'attività, cioè il governo viene impegnato a chiarire quali siano le disposizioni presenti che entreranno in vigore solo con l'adozione dei decreti attuativi previsti, perché ci sono alcune lacune che devono essere colmate. E poi abbiamo presentato anche un altro disegno di legge che mira a rafforzare il ruolo delle piccole e medie imprese italiane nell'attività di sottofornitura, cioè di subappalto di fornitura, identificando anche quelli che sono i settori tecnologici in cui possano contribuire significativamente a quello che è il tema della competitività a livello internazionale. Cioè si tratta di 2 ordini del giorno che sono stati approvati sia in commissione, ma per un rafforzativo in aula, per cui il governo dovrà tenerne conto, che mirano a riconoscere stabilità al settore e soprattutto nelle more di quella che è la definizione delle nuove regole per rendere l'economia spaziale italiana strategica, competitiva, lasciami dire protagonista, come lo è stato, e citato bene, quello che fu quel lancio così importante e strategico per il nostro paese, lo è stato in passato, lo deve essere ancor più oggi. E non c'è nessun sotterfugio, non c'è nessun governo che, come ho ascoltato in aula degli interventi, che a volte si parla di tutto meno che di quello che si deve parlare, addirittura ci è stato detto che noi non abbiamo a cura, diciamo, le spese oncologiche. Io ho ribadito il fatto, soprattutto che era intervenuto prima di me, che era un senatore del Movimento 5 Stelle, gli ho ribadito il fatto che se vogliamo risparmiare delle risorse parliamo dei soldi spesi del referendum. Noi abbiamo 88 milioni di euro grazie alla sinistra, al Movimento 5 Stelle, per cercare di andare ad abolire delle norme che erano state inserite da loro, perché non sono state inserite da noi, e poi la cittadinanza l'abbiamo fatta noi, era già in precedenza, e soprattutto con un risultato pessimo, perché alla fine non solo non si è raggiunto il quorum, ma non si ha nessun risultato. Poi puoi andare sui numeri, ma ognuno i numeri li gestisce come vuole, questo è un dato. Ecco, però io ci tengo a dire che invece questo provvedimento è importante e strategico, e soprattutto darà la possibilità delle start-up innovative, delle piccole e medie imprese, di lavorare sul tema, diciamo dal punto di vista anche informatico, di intelligenza artificiale, ma di prodotti di innovazione tecnologica che noi siamo maestri al mondo. Infatti, sono pienamente d'accordo con lei. Lo diciamo per chi dice però si potevano investire questi soldi per gli ospedali. Grazie ai voli verso la Luna, per esempio, sono state sviluppate nuove leghe che hanno permesso di realizzare delle protesi per le persone. E molti di quelli che dicono che non siamo andati sulla Luna utilizzano uno smartphone che è erede 1 milione di volte più potente di un computericchio veramente costruito con lo sputo e 2 viti, che è quello che ha portato Neil Armstrong e Buzz Aldrin a toccare il suolo lunare nel 1969. Quindi hanno sempre una ricaduta sulla collettività. Certo. Senatore. Ma guarda che l'interesse crescente, soprattutto oggi, della space economy, e gliel'ho detto anche oggi, l'ho detto anche in aula, l'ho detto anche in commissione, non è solo limitarsi alle missioni di esplorazione come era un tempo. Oggi include l'industria dei servizi spaziali, l'estrazione di risorse dalla Luna, dagli asteroidi, l'implementazione di vaste costellazioni per servizi commerciali globali. La regolamentazione spaziale è un tema di sicurezza del paese, è stabilità, è economia, è tutto. Cioè, se uno non capisce questo, è ancorato a un passato che purtroppo non ritornerà più. Ecco, questo poi non si deve lamentare se dobbiamo usare i satelliti di Musk per le nostre comunicazioni. Sì, ma io guarda su questo tema. A volte per farlo è meglio usare quelli che funzionano. Parliamoci chiaro, perché funziona così tante cose nella vita, perché perdi più tempo ad arrivare dove sono già arrivati, però parto di lì, al limite se ne ho l'uso, l'utilizzo e la capacità di gestione,
e magari riesco ad elaborare anche delle cose che oggi sono ancora lontane anche per loro. Però il tema di chiudersi a riccio per cercare di essere, voler dimostrare che c'è qualcosa di particolare non serve a nulla. Cioè io credo che noi siamo un paese dove l'ingegno, noi siamo una realtà straordinaria, a partire da tutto, dall'innovazione, dalla produzione agroalimentare, da tutto quello che vogliamo fare, eccetera. Però dobbiamo essere dalla ricerca scientifica, però dobbiamo essere in grado di mettere a terra queste cose. Non si può fare tutto, quello che c'è di buono lo dobbiamo prendere e dobbiamo utilizzare, ma dobbiamo partire subito, perché siamo già in ritardo. Senatore, allora io la ringrazio del suo tempo e del suo intervento. Che dire di più a questo punto? Salutiamoci come si saluta di solito quando la navetta spaziale parte da Cape Canaveral. Godspeed, buon volo. Grazie. Buon volo anche a voi, e voi volate tutti i giorni. Grazie a lei. Grazie a voi e un saluto caro a tutti i nostri ascoltatori. Avanti così. Grazie. Buona serata. Buona serata a tutti. Qui Parlamento. Godspeed, yeah, magnifico. Improvvisamente ti viene quella voglia di 1969, signore e signori, quando c'era Tito Stagno che commentava i voli in TV insieme con Piero Angela, ed Enrico Ameri fece la radiocronaca dell'allunaggio, niente di meno, perché quella notte tra il 20 e il 21 luglio del 69 anche Enrico Ameri c'era la radio e c'erano i fratelli Judica Cordiglia, questi due radioamatori, due pirati dell'etere, veramente coadiuvati anche dalla loro bravissima sorella che conosceva il russo, che nel corso degli anni 60 avevano registrato le comunicazioni tra i russi, la base a terra e i cosmonauti. I tentativi degli americani hanno registrato qualche cosmonauta russo che è andato a morire nello spazio e non è mai stato reso pubblico tutto questo. Hanno registrato le comunicazioni dell'Apollo 11 e così via. E noi negli anni 60 andavamo tra le stelle, veramente con dei mezzi, non dico artigianali, però il programma spaziale italiano, gli italiani fecero questa corsa allo spazio, dopodiché gli fu detto: vabbè, voi avete il più grosso partito comunista in Europa, è meglio che tutta quella tecnologia che serve per fare i razzi spaziali, che poi sono i missili, è meglio che non ci mettete mano. D'altronde a quel tempo la Marina Militare aveva riconvertito l'incrociatore Giuseppe Garibaldi per sparare i missili atomici Polaris. Vennero gli ammiragli americani, videro come gli italiani avevano saputo arrangiare un incrociatore degli anni 30 per l'era atomica, si complimentarono, dissero: avete fatto una genialata spendendo 2 lire, dopodiché gli dissero: però i Polaris atomici non ve li diamo, che è meglio. Va bene, adesso conto corrente con Antonio Zennaro, vai con la sigla, Sveva, vai pure. Va ora in onda Conto corrente, economia e finanza per tutti. Conduce Antonio Zennaro. Oh, finalmente ti ritrovo, Antonio caro, ben trovato. Buonasera Antonino, buonasera a tutti i nostri amatissimi ascoltatori, amici di Radio Libertà. Grazie davvero Antonio. Sei mancato, porca miseria, sei mancato, perché ne sono successe di cose in tutto questo tempo. La prima cosa che ti chiedo, come va col petrolio? Te come la vedi? Ma allora, il petrolio diciamo che non sta andando, cioè adesso ha dato una botta, proprio oggi ha fatto un più 2%, un più 2,80 addirittura, quindi una fiammata del petrolio improvvisa. Sta risalendo, è salito ovviamente negli ultimi 10 giorni del 10%.
quindi non è una cosa buona per noi, ovviamente paesi utilizzatori di petrolio, benzina e raffinati della materia prima il petrolio, però alla fine sai, il petrolio alla fine va su, va giù, no? Quindi Sì. Tanti discorsi che poi sentiamo, no? Quando il petrolio scende, oddio, recessione. Allora, da un lato è negativo per i consumatori, però è anche sintomo che poi tutta sta recessione che doveva arrivare dai dazi, questo shock che è arrivato a aprile, no? Quando Trump aveva fatto tutti questi annunci, alla fine non c'è, perché se il petrolio aumenta nel giro di 10 giorni del 10%, significa che quindi c'è una positività degli operatori sull'economia, quindi comprano petrolio. Quindi questo un po' è se vogliamo, un aspetto positivo di situazione positiva, Antonino. Quindi insomma, alla fine, come al solito, tutti i cosiddetti incantatori, quelli che portano la iella, quelli che oddio il mercato finanziario, oddio l'economia quest'anno sarà un disastro, sono stati per l'ennesima volta a fine hanno ovviamente preso la ribalta per qualche giorno e poi sono stati smentiti dai fatti, dagli economics, dall'economia, dai risultati. Quindi su questo un po' l'aspetto, che poi qualcuno dopo, giustamente in queste ore c'è tutto l'aspetto dell'eliminazione del diesel, no? Come sentiamo, insomma, mi sembra un po' prematuro. Ecco, perché... per fortuna la Lega ha presentato, mi ero dimenticato di dirvelo, la Lega ha appena presentato un emendamento che lo sospende per un anno. Prego, Antonio. Ma la verità è che il petrolio, nonostante tutti i problemi che c'hanno, è comunque oggi, i raffinati del petrolio sono ancora la materia prima più economica, anche per il trasporto auto. Certo. Perché? Perché comunque sia, tante persone non si possono permettere di cambiare la macchina in un elettrico, o comunque il chilometraggio che fa il pendolare non gli permette di andare su un full electric, ok? Nonostante poi la Cina ovviamente stia facendo un'operazione di un elettrico a basso costo. Ho pubblicato sulla mia pagina Facebook, no, la notizia dell'elettrico cinese a 11.000 euro che sta andando a ruba in Spagna. Io lo voglio vedere, quello che tutti i giorni deve fare il pendolare, che fa chilometri e chilometri con l'elettrico low cost cinese, che poi distrugge il mercato, perché ovviamente poi tutte le aziende europee non vendono più una macchina. E poi un altro tema, disoccupati. Adesso stiamo vendendo, abbiamo FCA, no? Anche in Abruzzo, certo. che adesso insomma si parla di posti che ballano, insomma una situazione che dopo non è a costo zero, cioè tu puoi vendere anche le macchine sotto costo di produzione europea, e puoi vendere, ma poi perdiamo i posti di lavoro, e allora poi come la mettiamo, no? Cioè quindi non è che allora bisogna mettere i dazi. Ma i dazi sono brutti e cattivi, no? Perché la teoria economica ci dice che se uno dice la parola dazi, oddio, mi sento male, si blocca tutta l'economia. No, non è così. Allora decidiamo che vogliamo fare. Quindi sta roba di andare a togliere in tantissime regioni il diesel è un problema per chi lavora, e il paese si regge, ricordiamolo, perché se no ce lo dimentichiamo, no? Cioè, il paese, l'Italia, si regge su quella minoranza che lavora, ok? Che paga le tasse. Quindi sono questi che se li obblighiamo a non muoversi, la vedo dura, ok? Cioè non è che possiamo viaggiare tutti con l'elettrico cinese. So che qualcuno vorrebbe che viaggiamo tutti con l'elettrico cinese low cost, ma insomma non è questa la realtà. Quindi Antonino, ben vengano quei provvedimenti che bloccano questa roba qua, ma lo dico da
da pendolare, da lavoratore, perché comunque non se ne può più, cioè nel senso che non c'è, ragazzi, ma che vogliamo fare? Cioè qua possono viaggiare solo chi ha non lavora e ha le rendite, che si può permettere le auto di lusso elettriche, cioè questo è un progetto di qualche teorico, e quindi un progetto che è anti-italiano, anti-europeo, anti-europeo, perché poi disoccupazione uguale a essere anti-europei. Quindi, nonostante adesso queste robe qua che ancora ci portiamo dietro, io la chiamo un po' una coda di questa ideologia di estremismo del green, perché essere a favore dell'ambiente non è una cosa negativa, ma essere a favore dell'ambiente significa, ad esempio, avere produzioni agroalimentari che tutelano la salute, no? Questo è essere green, no? Magari invece di importare schifezze da paesi che arrivano, che sono senza regole, che usano magari prodotti ultrachimici che danneggiano, rovinano i terreni, no? Però poi gli altri paesi non hanno nessuna politica green, non è che possiamo rimanere noi europei gli ultimi dei moicani a difendere, no? Insomma, Cina sta costruendo centinaia di centrali nucleari, quindi ragazzi, il tema dell'energia è un tema importante, fondamentale, soprattutto in un mondo che va sempre di più verso l'intelligenza artificiale, verso il cloud, verso la gestione dei dati, quindi servono energia, però non è che potevamo vivere con le ciabatte di cartone, perché no, o non muoverci, perché no, arriva l'app che ti dice che stai consumando anidride carbonica e poi altri paesi inquinano più non possono, il mondo è uno unico. Adesso non voglio fare sempre quello che ritorna su questi temi qua, ma l'economia green deve essere un'economia che è compatibile con le esigenze della mobilità, le esigenze dei cittadini e le esigenze degli europei, degli italiani. Quindi Antonino, speriamo che si riesca a bloccare questa roba qua, speriamo. Ma poi anche a livello europeo, cioè prima o poi questa roba qua. C'è anche un altro tema, Antonino, il tema delle case del 2030. Sì. Che io ancora la norma, devo dirti la verità, non me la sono studiata, perché se uno legge i social dicono che dal 2030 le case con la classe energetica più bassa non si potranno più vendere. Allora, questa cosa io l'ho fatto così, no, sono abituato a farmi i compiti a casa, quindi me la voglio prendere, me la voglio studiare bene e vediamo se poi è così. Però se dovesse essere così, ragazzi, anche su sta roba qua lo voglio vedere, ma se uno eredita una casa, faccio l'esempio, nel centro storico di Matera o anche in un paesino a Nereto, provincia di Teramo, una casa che mai gli ha lasciato il nonno, non la può più vendere perché si deve spenderci 30, 40, 50 mila euro per farla diventare classe energetica green. Cioè, ragazzi, veramente, allora o i soldi ce li dà l'Europa, l'Europa mi dà i soldi, io mi sistemo la casa no, e quindi se dopo io non ottempero, giustamente prendo la multa, ma se no qualcuno i soldi gli deve dare, non è che possiamo qua la gente già paghiamo una marea di tasse, no? Dobbiamo pure pagare la tassa, le autotasse green. Sinceramente non la vedo una grande operazione a favore dei contribuenti, dei cittadini. Quindi anche sta roba queste sono le cose che creano incertezza, che possono danneggiare le imprese, che danneggiano le famiglie, che danneggiano i privati. Quindi sta roba qua, se è vera, mettiamo i se, speriamo non sia vera, però è un'altra roba che può minare il cosiddetto conto corrente della persona, della famiglia, quindi ocio, cioè nel senso che insomma mi sembra un'altra roba che va attenzionata, insomma chi ci ascolta li teneremo aggiornati, no, sul conto corrente, su questa roba qua, insomma. Però tutto sommato i dati sono positivi dello Stato, collocamenti dei BTP sono andati alla grande, lo spread è stato... Allora, diciamoci una cosa, ma questo lo dico con opinione personale, però secondo me lo potrebbero dire anche gli analisti economico-finanziari. Mai nessuno a ottobre 2022, quando si è insediato questo governo,
mai nessuno avrebbe pensato che lo spread sarebbe stato così basso. Mai nessuno aveva previsto che lo spread sarebbe stato così basso. Sfido chiunque, no, anche che poteva fare una previsione di questo tipo. Quindi questo è un aspetto positivo che rafforza l'Italia nel panorama economico-finanziario. Quindi non dobbiamo sempre essere negativi, oddio va tutto male, cioè questa roba è positiva, no? Dopo io non credo molto sul discorso spread, anche lo spread può essere pure alto, insomma dopo ci sono tutta una serie di anche contromisure che lo Stato e i risparmiatori italiani possono adottare. Perché alla fine chi ha comprato quando lo spread era altissimo ha fatto una marea di soldi, no? Quindi se ascoltava il mainstream, oddio, metto i soldi nel materasso, no? Sì. E invece chi ha comprato i BTP ha fatto noi l'abbiamo detto, no? Nei 2 anni che diciamo, no Antonino? Come no? Diciamo che l'Italia paga puntualmente. Tutti dopo ci stanno i complottisti, il governo fa queste missioni perché ti fregherà, no? Alla fine chi ha fatto con i commenti dei BTP retail ha guadagnato, non ci ha perso una lira, ok? €1 in questo caso. Quindi diciamo sta roba qua, perché sennò sembra che viviamo nel paese di Don Rodrigo, no? Che sono sempre tutti lì per fregarti, no? Così non è. Quindi chi ha fatto i collocamenti dei BTP ha guadagnato, quindi non è che deve inventarsi comprare per forza, no? Le crypto coin, quindi dopo ognuno fa quello che gli pare. Se uno vuole comprarsi i bitcoin ci ha guadagnato, però ripeto, il livello di rischio è completamente diverso, al di là che dopo su quelli sui cripto mi attaccheranno sui social dicendo no, ma guarda che il bitcoin più sicuro, vabbè, dite quello che vi pare. Io ho una famiglia, io ho un pensionato, non consiglierei di investire tutti i suoi risparmi in bitcoin, mentre sinceramente mi sento da persona che è stata nelle istituzioni di consigliarli, se qualcuno dovesse fare delle cose, insomma è più sicuro il BTP, che è una criptovaluta. Dopo adesso su qua apriamo un aspetto ideologico all'approccio al risparmio, però io sono convinto di questo, quindi nessuno mi può togliere, un'opinione personale mia, quindi nessuno mi può togliere questa opinione. Dopodiché ognuno fa quello che gli pare, uno può pure investire anche nella sabbia del Mar Morto, cioè non è che nell'area di Napoli, no? Qualcuno venderà, cioè dopo ognuno. Ho visto ieri stavo scendendo le scale Piazza di Spagna, c'erano quelli che giocavano al gioco delle 3 carte, uno è libero pure di spendersi i soldi è il gioco delle 3 carte, no? Cioè ognuno fa quello che gli pare con i soldi suoi, nel senso che è un concetto che però sinceramente che da 2 anni, 3 anni i BTP sono pericolosi, come qualcuno ha detto, anche che sono magari molto seguiti sui social, ma andate a quel paese a dire che i BTP che siamo un paese che rischia il default, no? Tutte queste robe qua, sinceramente anche basta, no? Decisamente. Questo è un po' il messaggio che lasciamo chi ci ascolta. Siamo positivi, vi capiteranno cose positive, no? Oggi è un messaggio positivo, perché sentiamo sempre l'omicidio, l'assassino, la guerra di qua, i morti dell'A, mamma mia, cioè non se ne può più. Quindi siamo positivi perché l'Italia sta andando bene, tutti i dati economici stanno bene. Dopo ovviamente ognuno ha la sua condizione personale, Antonino, chiaramente, no? Però dire che l'Italia è scassata, sinceramente basta, insomma. Antonio, allora noi chiudiamo qui, ci ritroviamo tra una settimana. Ti chiedo scusa per il ritardo di oggi, perché abbiamo avuto qualche problema di scaletta, ma ce l'abbiamo fatta. Grazie ancora. Antonino, grazie e ci sentiamo alla prossima puntata. Un caro saluto a tutti gli amici ascoltatori di Radio Libertà. Alla prossima. Grazie a te, ciao. Sveva, sigla, un breve jingle e torniamo subito. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Avete ascoltato Conto Corrente. Rieccoci qua alle 19:41 e 48 secondi. 0292947222, andiamo in chiusura. Antonino? C'è una telefonata, Sveva? Sì, c'è una telefonata e ho detto che ci sono giusto 2 minuti. Esatto, pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele, vai di corsissima che siamo in chiusura, vai pure. Un saluto noblesse oblige, madame monsieur comment ça va bien, con Antonino Danna, Zoom, Très bien. dei fatti, Zoom su Radio Libertà la Talk Radio. Il punto di Michele Caruso: il governo continuerà a combattere tout court ogni forma in primis di illegalità, ben distante da qualsiasi hubris legata all'immigrazione, perché l'Italia è uno Stato di diritto, non è una terra di conquista per i trafficanti di permessi e per chi vive di furbizie e scorciatoie. Avanti senza paura, così su X la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un anno fa, mentre molti gridavano allo scandalo e hanno mosso il jacuzzi di fare propaganda, ha presentato un esposto alla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo per denunciare gravi irregolarità nel sistema del click day per i permessi di soggiorno. Sottolinea la Premier, da allora sono emerse diverse gravi azioni criminali connesse con il traffico dei permessi di soggiorno. E allora vado a concludere. Oggi, secondo quanto riportato dalla stampa, arrivano ulteriori conferme inquietanti: identità digitali costruite a tavolino, ad hoc, assunzioni false, legami con il clan, soldi in cambio di accessi illegali nella nostra nazione, una rete organizzata e criminale, mascherata grazie al lavoro della magistratura e delle forze dell'ordine, afferma la Meloni, commentando l'inchiesta in Campania svolta a Napoli dal procuratore Gratteri, condotta dalla Polizia di Stato, e su un'organizzazione che lucrava sull'immigrazione clandestina, che ha visto un giro di milioni e milioni di euro di affari, con anche una Ferrari e degli avvocati che lucravano e incassavano 10.000 euro ogni immigrato, soprattutto dal Bangladesh. E dunque c'erano anche gente ignara che partecipava a questo, che è veramente un fatto gravissimo, è una vergogna. Un poco commento da Michele Caruso, grazie e buona serata. Poco da dire, aspettiamo che la magistratura faccia la sua parte, né più né meno. Va bene, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione. Io ringrazio tutti voi come ogni sera. E che dire di più, che l'appuntamento è domani alle 7:30 con la rassegna stampa, o se preferite alle 18:05 trattabili con la puntata numero 1013 di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Sveva, grazie a te come ogni sera. Ci salutiamo con l'Aeronets Be My Baby del 1963. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.
Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.